Ma io penso che innanzitutto bisogna fare di più. Tra l'altro penso che la regione, la città ha vissuto un momento drammatico che è stato all'attenzione del governo nazionale, però nello specifico dobbiamo dire con chiarezza che alla sanità è partito in maniera sperimentale una raccolta della plastica e del vetro, tant'è vero che abbiamo visto anche nelle immagini che sono stati posizionati dei cassettoni, tra l'altro nella zona della sanità anche in parte dei Miracoli. Questo è stato possibile con chiarezza grazie ad un impegno finanziario delle risorse economiche date dalla provincia di Napoli. Esatto. Ma come si spiega? Questa cosa è un po' strana. In un quartiere di Napoli e solo in uno, mi pare, solo alla sanità. Come lei sa, alla sanità... Quanti fondi sono stati stanziati? Per all'incirca 50.000 euro. 50.000 euro per 50 cassonetti? Sono sì. 45, sono 45. Quanto costano l'uno quei cassonetti? Non sono bravo praticamente numeri, ma... 1.000 euro cada uno. Beh, insomma è una bella spesa. Io non so, tecnicamente non ho avuto la possibilità di verificarne, diciamo... come si vede dalle immagini, comunque la gente l'ha recepito, tant'è vero, e questo sta a testimonianza che i cittadini della sanità hanno una grande tolleranza in passato, e tra l'altro, come lei ha visto, i contenitori sono ben messi, ben mantenuti, e quindi sta a significare... Quindi un'iniziativa della municipalità. Un'iniziativa della municipalità, ma ripeto, grazie alla provincia di Napoli, e tra l'altro, come lei sa, è partita invece nell'altra parte della città con gli Aminei, la cosiddetta raccolta porta a porta, dove si è arrivata ad una percentuale del 70%. Speriamo che questo sia possibile poi farlo anche come lei sa, alla sanità, così come ai Miracoli. Ci sono delle condizioni urbanistiche che diciamo non consentono una differenziata completamente come quelli con le Aminei. Siamo qui per confrontarci, e quindi fa bene il suo ruolo il collega Poerio, che altrettanto la mia stima, però mi sembra un tantino contraddittorio il suo intervento quando lui si lamenta diciamo, delle difficoltà con gli Aminei, si lamenta di come è partita la raccolta alla sanità. Ma io chiedo al mio collega Poerio, ma la raccolta porta a porta con gli Aminei rappresenta un momento di civiltà, rappresenta un momento importante, rappresenta una scelta strategica che la SIA, il Comune di Napoli, la municipalità? E quando parlo di municipalità parlo non solo di chi governa la municipalità, ma di tutta la municipalità, quindi anche del collega Poerio, così come la sanità, dove è stata fatta una scelta precisa, questo di concerto con la provincia di Napoli, con la municipalità, e all'interno della municipalità il collega Poerio sa bene che è stato concertato all'interno delle commissioni. Con la SIA è stato concertato. Certo. All'inizio della trasmissione sono stato io per primo che ho riconosciuto l'attenzione del governo nazionale. Io penso le responsabilità sono sotto gli occhi di tutti, saranno i cittadini a sentenziare sulle responsabilità, oltre che eventualmente la magistratura. Io dico una sola cosa, e questo è anche il significato di questa trasmissione: ai cittadini interessano la risoluzione delle problematiche, quindi non ci possiamo lamentare delle cose che sono state fatte. Vediamo insieme come governo nazionale, governo locale, come farle in maniera che i cittadini devono cancellare quella che è stata la triste vicenda dell'emergenza rifiuti. Di questa consigliatura la municipalità ha proposto un nuovo sistema di viabilità, e che se ne è pure discusso parzialmente in commissione, anche in consiglio, senza prendere una decisione. Lunedì ci sarà una commissione lavori pubblici sull'argomento, dove la municipalità, tra l'altro Via Vergine, diciamolo con molta onestà, che rappresenta più che un sistema di viabilità, rappresenta l'antico Borgo dei Vergini, dove ci sono contenitori di grande rilevanza culturale, tipo Palazzo dello Spagnuolo, c'è la Casa della Missione. Noi puntiamo che Via Vergine diventi un salotto del rione sanità. Quindi insieme, ripeto, e Poerio mi dispiace che dimentica, c'è stata questa proposta all'inizio della consigliatura. Mi auguro, e questo è la sfida che noi facciamo all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale se ne interessa di questa cosa. Io potrei dire dal 2001 al 2006
ha governato il centrodestra questa municipale, Poeri era presidente, non abbiamo potrei il potere, dire, l'assessore Decima potrei dire che cosa ha fatto il centrodestra in questa municipalità sulla questione di Via Vergine, e invece noi lo riteniamo che sia un punto fondamentale di rilancio di questo rione sanità. Siamo convinti che su questo le forze sane, quindi tutte le forze politiche, insieme una proposta di rilancio del Borgo di Vergine, altrimenti può sembrare altrimenti può sembrare anche nelle... Chiedo scusa, la stimo troppo per... Allora, la domanda che facciamo capire ai cittadini dei Vergini, della sanità, tecnicamente, ma in maniera, con parole semplici, che cosa ne volete fare dei Vergini, ma in breve, e della zona mercatale? Cioè, avete un progetto? Certo, allora, noi abbiamo proposto un cambio di viabilità, un doppio senso su Mario Pagano, una liberazione di quella stradina dove attualmente ci sono degli ambulanti, di spostarli altrove, ma io ritengo che non sia solo un fatto di pedonalizzazione, ma sia un problema complessivo a 360 gradi di miglioramento della vivibilità e di utilizzare quella realtà come salotto del rione sanità. E tra l'altro noi abbiamo una questione, quello anche di un'applicazione, di un rispetto di un'ordinanza che il collega Pera sa bene, e quindi su questo tra l'altro c'è stata un'assicurazione del Maggiore Greco, che io ringrazio, rispetto a quello che è l'attenzione dei vigili urbani costante, giornaliera in quella realtà.